Grazie, diamo la parola ad Assunta Cugliuzza. Buonasera a tutti e grazie soprattutto Presidente per avermi dato questa possibilità, soprattutto dopo tante persone autorevoli. Io non sono una persona autorevole, però sono una normale cittadina e soprattutto sono una siciliana che ha l'orgoglio di esserlo ogni giorno, lottando e costruendo il proprio futuro, non soltanto perché vivo in Sicilia, ma perché credo nella nostra terra. Io di Assunta ho solo il nome, perché io, come dice il ministro Brunetta, faccio parte di quella che viene definita l'Italia peggiore, e come me e come tanti altri giovani, perché purtroppo siamo precari. E non soltanto sono precaria, io sono una docente che, come tanti altri, sono stati costretti entro il 2 giugno passato scorso a compiere una scelta dolorosissima. Sì, perché dovete sapere che quelle che sono state le assegnazioni di ruolo del nostro governo nazionale sono stati maggiori al nord, perché noi del sud siamo il nord dell'Africa, non siamo il sud dell'Italia, e purtroppo siamo stati costretti a dover mettere una crocetta in una regione del nord, dove là noi siamo i primi in graduatoria e qua siamo gli ultimi, perché purtroppo le nostre classi sono formate da 36 alunni qua in Sicilia e al nord invece ci sono solo 18 alunni. Allora questa differenza tra nord e sud non soltanto siamo costretti a pagarli, ma noi docenti dovete sapere che in questi giorni dalla Lega del Nord veniamo continuamente offesi, continuamente umiliati. Il senatore Pittoni, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, ha proposto anche un bonus di 40 punti per chi se ne torna a casa, e questo bonus era rivolto ai docenti del sud che sono andati al nord, che superano, perché giustamente abbiamo un punteggio maggiore, gli altri colleghi del nord. E allora il senatore Pittoni dice che noi stiamo facendo, noi del sud, soprattutto i siciliani, stiamo facendo una transumanza, perché vedete ci offendono, perché dicono che siamo delle bestie, perché la transumanza, almeno nel vocabolario italiano, viene data semplicemente agli animali. E allora noi docenti del sud stiamo facendo questa transumanza al nord. Ma non soltanto questo, vengono a dire che i nostri punteggi sono dei punteggi gonfiati, come se tutti i titoli di studio o come se la nostra formazione ci è stata regalata. Ma non soltanto questo, dicono che noi docenti del sud, soprattutto siciliani, stiamo rubando i posti di lavoro ai docenti del nord. Ma scusate, non viviamo forse in un'Italia? Forse la nostra nazione non è una e indivisibile, come c'è scritto nella Costituzione? E allora che cosa vogliono dire? Io ho chiamato ultimamente in questi giorni all'ufficio scolastico provinciale, purtroppo nella provincia nella quale mi sono trasferita, e lo sapete cosa mi hanno risposto? Ah, anche lei del sud sta venendo qua al nord. Ma chi ci vuole andare al nord? Ma perché non fanno le cose giuste? Perché non danno gli stessi posti di lavoro al nord e al sud? Io non avrei mai pensato di dover abbandonare la mia terra, di dover lasciare i miei affetti, di dover lasciare i miei amici, di dover lasciare la mia terra per un posto di lavoro solo perché il governo nazionale dà più posti al nord ai docenti piuttosto che al sud. E questo ci deve indignare, ci deve fare venire tanta rabbia. Mi dispiace che molti sono andati via, soprattutto il segretario Lupo, che parla di sogno. Qua non dobbiamo più sognare, qua dobbiamo fare i fatti a prescindere dall'appartenenza politica. E se oggi siamo qua è perché noi siamo siciliani, che poi ci riguardiamo e che ci troviamo in un movimento politico che ha avuto il coraggio di costituire, di portare avanti il nostro presidente Lombardo, ci dà ancora più orgoglio, ci dà ancora più forza, perché guardate, non è un caso che la Sicilia è messa al contrario.
Noi siamo siciliani, apparteniamo a un'Italia che deve garantire a tutti le stesse opportunità e non deve penalizzare la nostra regione e coloro che stanno costruendo il loro futuro solo perché sono nati in Sicilia. La secessione la dobbiamo chiedere noi, non quelli del nord. Forse non hanno capito niente. E allora la transumanza io non la voglio fare. Io costruisco ogni giorno non soltanto il mio lavoro. Io come docente sono una professionista e mi indigno quando qualcuno del nord, io ho qua delle fotocopie del giornale della Padania, vi inviterei a leggerlo. Gli insulti che ci stanno rivolgendo ai docenti del sud fanno venire la pelle d'oca. Soprattutto mi sono accorta che questi signori del nord forse non soltanto non conoscono la Costituzione, ma non conoscono neanche le regole minime di una vita democratica. Ci sono persone, miei colleghi, che stanno lasciando figli, mariti, mogli e stanno prendendo la valigia solo perché al nord ci sono delle opportunità che a noi vengono negate. E non vedo perché a noi debbano essere negate queste opportunità. E allora se oggi siamo qua dobbiamo ritrovare non soltanto la fierezza di essere siciliani, ma dobbiamo fare i fatti e dobbiamo far sentire forte la nostra voce. E questa persona che si chiama Raffaele Lombardo, che ogni giorno si scommette, anche rischiando personalmente, dobbiamo sostenerlo perché è lui che ci dà la forza, ma non soltanto troviamo la forza in lui, troviamo la forza in noi perché siamo siciliani e abbiamo l'orgoglio di appartenere a questa terra. E allora tutte le soluzioni possibili e immaginabili cominciano da adesso e continueranno, perché noi siamo non soltanto i militanti, ma siamo anche coloro che ogni giorno stanno costruendo il futuro della nostra terra. Sto finendo, solo qualche secondo. Guardate, giusto un ultimo appunto che il senatore Pittoni ha scritto sul giornale La Padania. Gli effetti deleteri del trasferimento dei docenti del sud al nord. Ma quali effetti deleteri dovremmo fare? Forse andiamo a portare la nostra ricchezza in termini di risorse umane, in termini di capacità. Io insieme ad altri docenti siamo plurispecializzati, non soltanto perché abbiamo un percorso formativo, continuamente frequentiamo master, diplomi di perfezionamento, conseguiamo altre lauree e allora dovrebbero solo ringraziarci se noi andiamo al nord, non effetti deleteri. Io ringrazio per avermi ascoltato, ma soprattutto perché ci crediamo tutti. E allora vorrei dire, mi dispiace che non c'è il segretario Lupo, il sogno quando è di una sola persona rimane un sogno, ma quando viene condiviso e diventa il sogno di tutti, diventa realtà. E allora oggi più che mai noi non soltanto sogniamo, ma stiamo facendo in modo che questa Sicilia ritorni al suo posto, perché noi siamo orgogliosi di essere siciliani, ma soprattutto di costruire il nostro futuro.